Il Comando Carabinieri Provinciali di Agrigento comunica che è stata fatta luce sul denaro sparito dai conti correnti dell'ufficio postale di Favara. I militari sono sulle tracce di un impiegato di 62 anni del posto, nei confronti del quale i carabinieri, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno fatto scattare un sequestro preventivo di beni e denaro per ben 573.000 euro, pari alle somme indebitamente sottratte nel tempo. Arrestata anche una coppia favarese ritenuta responsabile di aver estorto a più riprese 250.000 euro proprio all'impiegato infedele. Particolarmente complessa è la vicenda sulla quale i carabinieri della tenenza di Favara hanno indagato nella seconda metà dell'anno scorso, riuscendo a fare luce, sotto il coordinamento del sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, dottoressa Chiara Bisso, su una serie di strani ammanchi di denaro segnalati nel tempo da numerosi clienti, soprattutto anziani, di un ufficio postale di Favara. I carabinieri sono sulle tracce di un 62enne del posto, dipendente, quale impiegato ritenuto l'artefice di una serie di raggiri posti in essere sin dal 2011 e portati avanti fino al dicembre 2017. L'uomo viene accusato di essersi appropriato indebitamente di una somma di denaro di oltre 570.000 euro. Nei suoi confronti, oggi i carabinieri, in collaborazione con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento, su delega dell'autorità giudiziaria, hanno fatto scattare un provvedimento di sequestro preventivo di beni immobili e mobili, registrati per un ammontare di 573.000 euro. In particolare, le Fiamme Gialle hanno dato luogo a un'indagine patrimoniale finalizzata a individuare e aggredire le consistenze economiche dell'indagato. Il sequestro preventivo ha colpito nel dettaglio ben 9 immobili, alcuni rapporti bancari, 3 rapporti assicurativi e 2 automezzi. La complessa vicenda va a intrecciarsi poi con la condotta tenuta da una coppia attualmente residente nel Catanese, la donna 43enne originaria di Favara e il coniuge 38enne originario di Messina, la quale, essendo venuta a conoscenza di particolari imbarazzanti della vita privata dell'impiegato, a più riprese, dietro la minaccia di rendere pubbliche situazioni sconvenienti, ha estorto tra il 2016 e il 2017 ben 250.000 euro all'impiegato postale, il quale con tutta probabilità ha attinto l'ingente somma versata a più riprese dai 573.000 euro accaparrati nel tempo. Ed è proprio la denuncia per estorsione presentata dall'impiegato, quando era già oggetto di pressanti indagini da parte dei carabinieri, ad avere consentito ai militari di ricostruire l'intera vicenda estorsiva e fa scattare questa mattina gli arresti domiciliari a carico della coppia catanese, su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, dottoressa Alessandra Vella, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Chiara Bisso.